Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Ben ritrovati, eccoci puntuali con direttamente. Oggi ci occuperemo delle imprese in rosa perché sono tante le imprenditrici in Calabria. Un recente rapporto della Camera di Commercio di Cosenza ci dice proprio che è cresciuto il numero delle imprese femminili. Pensate che un quarto delle aziende cosentine è condotto da donne, tra l'altro molte under 35. Quindi sono donne molto giovani. Questo strumento, questo rapporto fotografa quella che è la situazione dell'imprenditoria femminile in Calabria, ripeto, e particolarmente in provincia di Cosenza. Pensate che nella graduatoria nazionale delle imprese femminili la Calabria, che noi pensiamo sempre come alla Cenerentola della penisola, si pone invece al 10° posto, quindi non è una postazione cattiva. E ancora nel sud è al 4° posto, quindi nell'area meridionale si piazza alla 4ª posizione. Inoltre hanno numeri importanti, le imprese femminili nella nostra regione sono 43.000. Sono 15.000 quelle in provincia di Cosenza, in sostanza il 36,6% del totale, quindi significa che c'è un dinamismo importante nell'economia ed è un dinamismo dato dalla volontà, dalla voglia di scoprire un mondo nuovo delle donne, forse di cui si parla poco, forse inimmaginato. Oggi ne parliamo con due ospiti, due imprenditrici, due persone che da anni lavorano, si scontrano e fanno crescere l'economia calabrese. Ve le presento subito, grazie per essere con noi a Cristina Gazzaruso. Lei, ripeto, un'imprenditrice, la sua sede di lavoro è a Rende, siamo in provincia di Cosenza. Grazie a Maria Antonietta Ventura, anche lei imprenditrice, la sua sede di lavoro invece sul Tirreno cosentino. Esattamente, credo a Paola. Allora, con loro cercheremo di scoprire se ci sono facilitazioni o invece se il percorso è in salita, capire se c'è una scuola che aiuta a diventare imprenditrici, capire quali sono, se c'è anche un pregiudizio verso le donne imprenditrici o se è più facile da donna riuscire ad ottenere dei risultati. Noi apriamo i telefoni come spesso facciamo perché vogliamo sentire anche le testimonianze di donne. Ci sono tra l'altro dei finanziamenti destinati proprio a quelle donne che vogliono realizzare un progetto, realizzare un sogno, e allora anche avere il conforto, il consiglio di chi ha già esperienza può essere utile. Quindi apriamo i telefoni, qualsiasi insomma domanda vogliate, noi siamo qui, oppure se volete raccontarci la vostra esperienza positiva o negativa che sia nel mondo dell'impresa, ci farà molto piacere ascoltarvi. Allora partiamo da Cristina Gazzaruso per dire la sua idea di impresa. Era un sogno che ha realizzato nel cassetto o è stata una strada, una scommessa, o una strada che già era stata tracciata e lei in questo solco ha continuato? Ma io direi che è stata una scommessa e un solco, se vogliamo, tracciato, perché in realtà noi iniziamo nel 2000 per una forte volontà di mio padre di dedicarsi all'imprenditoria, e quindi con la costruzione prima di alcuni fabbricati e poi dell'albergo e successivamente di un residence, quindi ci siamo affermati poi nel campo turistico. Io ho altre due sorelle, quindi diciamo che la nostra è una società in rosa, se vogliamo, perché siamo in tre che ci dedichiamo alla gestione dell'impresa e in realtà ci occupavamo tutte di altro, ecco. Però poi abbiamo condiviso questa idea e soprattutto ci siamo come dire, formate sul campo. È una cosa nella quale abbiamo creduto e che oggi, dopo ormai diciamo 20 anni quasi,
siamo una realtà sul nostro territorio. Quindi un sogno che è diventato realtà, ma c'è soprattutto l'impegno. Poi scopriremo che cosa significa impegno, che cosa significa poi costruzione dell'impresa, perché non basta la buona volontà. Cristina Gazzaruso poneva l'accento sulla famiglia, no? È stato importante, lei ha detto, avere una famiglia, che è un progetto che non è di una sola persona, ma che è di più persone, che prosegue. Maria Antonietta Ventura, anche per lei è stato più o meno, no? La stessa strada. Allora la domanda è, al di là della sua esperienza, è proprio necessario per una donna avere un supporto così importante, o comunque si può cominciare anche da soli? Ma la mia esperienza è quella di una famiglia e di un percorso che continua. Sicuramente no, si può anche cominciare da soli. Ci sono tante ragazze, tanti ragazzi che comunque cercano di intraprendere un'attività in proprio, quindi si inizia magari con piccole attività e poi pian piano si cresce. Sicuramente è lo spirito quello che fa la differenza quando si inizia a fare impresa, perché tutte quelle che sono le competenze tecniche le apprendi, le impari, ci sono tanti modi per crearsele. Quello che devi avere un po' dentro è uno spirito un po' diverso, e non al di là dello spirito di sacrificio, che per l'imprenditore non è spirito di sacrificio, è proprio un modo di essere, pensare, avere un sogno, un obiettivo da raggiungere e volerlo mettere in pratica. Oggi è un po' più difficile, ma anche più difficile, ci sono più, come dire, bisogna avere, è molto più, non è solo il lavoro che sai fare. Per fare impresa bisogna avere tante competenze, o quantomeno guardarsi intorno, sicurezza, qualità, ambiente, c'è tutta una normativa e una serie di ambiti che comunque devi capire come devi muoverti. L'imprenditore deve avere questa capacità oggi di spaziare un po' in tante cose, saper fare il suo lavoro, però essere capace giorno per giorno, man mano che cresci devi imparare a delegare, perché non puoi fare tutto, proprio perché sono tantissime le cose che servono per fare impresa, però si deve fare. Noi spesso siamo prigionieri di quella che è la cosiddetta mentalità del posto fisso, no? Allora, Cristina Gazzaruso, come si crea invece una mentalità imprenditoriale? In che cosa bisogna scommettere, bisogna rischiare? La parola rischio noi non l'associamo o l'associamo in modo negativo al lavoro. L'imprenditore invece convive con il rischio. Sì. È un salto culturale piuttosto, no? Che un salto pratico. Ma come si fa a fare quel benedetto salto? Ma guardi, io parto dal presupposto e mi collego a quello che diceva la dottoressa, l'imprenditore è un sognatore. Io dico che veramente l'imprenditore vede ciò che altri non vedono, cioè ce l'ha già nella sua mente. Mio padre per esempio fu così, cioè vide questa possibilità di sviluppo. Noi all'epoca siamo rimasti un attimo basiti, no? Su questa cosa, e invece alla fin fine ci ha portato con lui a vedere quello che vedeva lui. Sicuramente c'è un rischio, ma mi sento di dire che anche quello l'imprenditore non lo vede, nel senso che, mi spiego, è talmente tanta la passione nel fare il proprio lavoro e quindi nell'inventarsi ogni giorno e nell'avere sempre quella capacità di affrontare i problemi, che poi alla fine, se vogliamo, il rischio passa in secondo piano, perché se stiamo col pensiero del rischio non faremmo nulla. Quindi è un qualcosa che secondo me un po' abbiamo dentro. Questa almeno è la mia personale esperienza, un po' lo sentiamo, un po' sicuramente bisogna imparare anche a conviverci, no? Perché sennò si ferma tutto. Se pensiamo ai rischi, oggi come oggi non abbiamo più da nessuna parte, perché ce ne sono tanti, già a partire proprio veramente dai tanti legacci che abbiamo burocraticamente parlando, sono veramente tanti. Bisogna
ecco, stare sempre attenti sicuramente a quello che si fa, alle decisioni che si intraprendono, bisogna avere un buon team di lavoro. Mi piace parlare, quando parlo delle persone che sono in azienda, come collaboratori e non come dipendenti, perché di fatto le persone che sono con me sono dei collaboratori, devono collaborare affinché l'azienda cresca, vada sempre avanti, e bisogna, io dico sempre, remare tutti nella stessa direzione, perché diversamente non si va da nessuna parte. Quindi l'imprenditore deve avere anche quella capacità di coinvolgere e di trasmettere a chi lavora all'interno dell'impresa la voglia di fare sempre meglio, di produrre, e questo poi deve diventare la mission aziendale per tutti. Quindi il sogno, poi diceva ancora lo spirito di squadra, la competenza, però bisogna anche essere molto attenti su quelli che sono i bilanci, no? Perché il rischio, ritorniamo al rischio, è molto alto. Per una donna c'è un pregiudizio anche verso quello che è molto pratico, come ad esempio proprio i numeri? No, onestamente non credo. Io credo che oggi, perlomeno per quella che è stata la mia esperienza, io non mi sono mai posto il problema di essere donna o uomo, né ho mai recepito davanti a me persone che si creavano un problema del fatto che io fossi donna. È una questione di competenze. Se una cosa la sai fare, se davanti a un problema, davanti a una necessità rispondi, non credo importi poi così tanto se sei uomo o se sei donna. Certo, noi parliamo di un ruolo dove comunque siamo noi che dobbiamo decidere, quindi questo non vuol dire che nel mondo del lavoro non ci sia discriminazione fra uomini e donne, cioè sarebbe assurdo, perché sappiamo che non è così. Nel nostro caso forse questo si avverte di meno, perché comunque poi ci posizioniamo noi come vogliamo, quello che creiamo, il rapporto che si instaura è un po' quello che noi condizioniamo, e siccome chi si rapporta a noi non anche lo fa in quanto nel donna. ritagliarsi poi delle fette di mercato, no? L'essere uomo o donna fa la differenza o no? Non lo so, onestamente io purtroppo vivo una realtà che continuo un'attività di famiglia con i miei fratelli in un mondo prettamente maschile, dove oggi stranamente nell'ambito delle aziende dell'armamento ferroviario siamo quasi tutte donne, l'altra generazione, quindi abbiamo addirittura nostri colleghi che hanno avuto solo figlie femmine, e quindi ci sono tante donne, quindi non avvertiamo tanto questo problema. Poi non me lo sono mai posto, onestamente, questo. Quindi non c'è una differenza di genere? Questa no, è nell'imprenditoria no, cioè, la differenza di genere purtroppo si crea, secondo me, quando c'è la possibilità da parte di un uomo di poter decidere della tua vita o di come tu ti devi comportare. Nell'imprenditoria, insomma, diventa difficile, perché tu fai impresa perché sei tu che vuoi decidere della tua vita, quindi poi diventa difficile accettare, oppure non lo so, non c'è questa differenza, questa è una cosa importante, no, lei conferma? Credo anch'io, no, non c'è, credo sia più un discorso di competenze, non è un discorso uomo o donna, bisogna essere competenti, bisogna trasmettere il sapere. Ecco, poi è quello secondo me che quindi fa la le differenza. difficoltà. Anche perché poi se vedi che qualcuno ti crea problemi oppure non è sulla tua lunghezza d'onda, ti sposti. Non è, ripeto, perché siamo in un ruolo, in una posizione dove possiamo decidere con chi. E le imprenditrici donne riescono a fare rete o no? O la rete è fatta di imprese, non è importante che siano rete, insomma, femminili o reti maschili? No, quando c'è di mezzo l'interesse uomo-donna, magari diventa più facile fare rete con
con altre donne, oppure anche perché si condividono tutta una serie di problemi che non sono solo quelli legati all'attività, quindi ci si capisce meglio, come gli uomini si capiscono meglio fra di loro, però è solo una questione di, cioè se io devo parlare con lei che avrà figli, deve gestire mariti, figli, scuole, orari di attività extrascolastiche dei bambini e compagnia varia, magari con lei ci capiamo, entriamo in sintonia subito perché abbiamo un linguaggio comune, oltre che un vissuto comune, diciamo, nei modi e nei tempi, quindi diventa più facile, però indifferentemente, insomma, quando c'hai una necessità ti rivolgi a chi può supportarti in queste necessità, poi dopo vedi se uomo o donna, in genere cerchi chi ti aiuta a risolvere un problema o ti dà un servizio, quindi non è una questione di sesso. Assolutamente, condivide, quindi ci siamo, ed è bello quello che sta avvenendo fuori perché non ci sono pregiudizi, le imprese, le imprenditrici hanno le stesse possibilità e le stesse opportunità, insomma, degli imprenditori uomini. Però in una terra come la Calabria le imprese hanno tutte dei problemi perché è un sistema che insomma, vi fa faticare moltissimo, no? E allora la domanda la pongo prima a Cristina Gazzaruso, poi chiaramente anche a lei. Diventare solidi, no? Un'impresa solida, quali strumenti bisogna utilizzare? Quali sono le accortezze da avere? Come si fa in un tessuto economico che è di per sé fragile? Allora, di fatto credo che ecco, la solidità parte un po' dalle basi, cioè io parto dal presupposto della vecchia maniera imprenditoriale, nel senso che l'imprenditore deve far leva sulle proprie forze. Poi sicuramente ci sono degli strumenti che vanno ad agevolare, no? Come gli aiuti di Stato, soprattutto per la nostra regione, che possono agevolare, possono aiutare, ma in primis l'imprenditore deve fare conto sulle proprie Quindi forze. bisogna avere un capitale proprio, lei dice, perché altrimenti è difficile, non si può partire senza un capitale proprio. O meglio, è una puntualizzazione importante per chi volesse diventare imprenditore, no? Perché spesso si dice ci sono dei fondi, adesso c'è questo bando di Invitalia, no? Resto al sud, eccetera, però anche lì forse avere il capitale proprio è importante. Io dico, allora, il discorso qual è? Bisogna avere innanzitutto quell'idea che ti permette, no? Di poter accedere e bisogna crederci. Poi nulla è facile, non è che dico sia proprio necessario avere, sicuramente è importante, perché? Perché poi succede che si accede, perché purtroppo è cronaca di tutti i giorni, si accede a quelli che sono i finanziamenti, si inizia, poi si sbaglia il percorso perché magari si è sbagliato a monte quello che doveva essere il progetto e tutto va a finire così, in una bolla di sapone. Allora lì ci sono dei problemi reali e seri. Io dico che bisogna partire, come dire, con un capitale, che non parlo di grossi capitali, però bisogna avere un'idea, crederci, di fianco c'è la possibilità di questi finanziamenti agevolati, ma il tutto va fatto sempre con la massima accortezza e con la massima serietà, dico io, quello è fondamentale. Mi è sembrato di cogliere anche un certo scetticismo verso quelli che sono gli aiuti istituzionali. Allora, non è che sono scettica, è che purtroppo oggi dobbiamo combattere con troppa burocrazia, troppe carte. Allora l'imprenditore ha bisogno di risposte veloci e una persona che oggi si vuole affacciare all'imprenditoria, no? E quindi ci voglio avviarmi per mio conto, ha bisogno di risposte veloci e ha bisogno di un aiuto concreto e subito. Non possiamo partecipare a un bando oggi e avere una risposta tra 3 anni, 4 anni, 5 anni, perché purtroppo questo succede, parlo per esperienza personale. Noi abbiamo partecipato a un bando nel 2009, io ho avuto la risposta nel 2017.
Insomma, sono tanti anni, sono 8 anni. Allora è in questo senso che mi vede un attimo, e allora dico preferisco far fronte da imprenditore, preferisco far fronte con le mie forze, dove posso arrivare, facendo un passetto per volta, perché poi anche quello è importante. E come dicevano gli antichi, che io, come dire, dico sempre, dicevano delle grandi cose, il passo deve essere per quanto è la gamba. Allora se si comincia così a piccoli passi, sicuramente i risultati arrivano. Il cammino si fa. Assolutamente sì. La burocrazia è davvero il vostro principale nemico? Oggi sì, oggi sì. Ce n'è tanta, è difficile riuscire a seguire e a volte ci sono norme completamente in contrasto fra di loro, quindi non sai come devi orientarti, insomma scegli una linea, la segui, chiaramente ti fai affiancare, parli con gli esperti, però oggi la burocrazia è veramente tanta. Certo, iniziare a fare impresa con i propri capitali, insomma dipende poi che cosa uno vuole fare, ci sono attività che richiedono minori investimenti. Il problema dei fondi pubblici è che appunto le risposte non sono sempre immediate. Noi per scelta cerchiamo di utilizzarne il meno possibile, perché appunto non sempre abbiamo immediatezza di quello che si può fare, se quello che abbiamo predisposto è andato bene o meno, quindi cerchiamo di fare tutto con le nostre forze, al di là di quelle cose che sono immediate. Però per i ragazzi manca la formazione e la guida all'utilizzo di questi fondi. Perché anche lì... Formazione e guida, lei dice che manca non solo per chi comincia ad affacciarsi a questo mondo, ma anche per chi da anni fa impresa, perché le norme cambiano. Le norme cambiano, ma lì se sei già strutturato devi crescere, come cambia, cioè devi essere sempre al passo con i tempi e con le normative, su questo va da sé. All'inizio tante volte si sbaglia perché si parte con l'entusiasmo senza valutare quello che è. Un minimo di indagine di mercato bisogna farla per capire se l'idea è qualcosa che non c'è, che manca, che può avere un futuro, perché poi tutti sogniamo, però poi si fanno i conti con la realtà e quindi è importante avere un po' le idee chiare su quello che bisogna fare, però indubbiamente l'imprenditore è un sognatore per definizione, ottimista per definizione, quindi se no per esempio questi anni di crisi avremmo chiuso tutti quanti, invece comunque abbiamo investito, anzi più siamo stati in crisi e più abbiamo investito, perché devi cambiare, vuol dire che se sei in crisi perché quel mercato al quale ti rivolgevi non c'è più, quindi devi cercarne altri e devi cambiare. Noi abbiamo allargato le competenze, abbiamo allargato anche il territorio, non lavoriamo più, abbiamo cominciato a guardarci un po' intorno, siamo in Iran, siamo stati in Serbia, abbiamo allargato il nostro mercato di riferimento, quindi qualcosa devi farla è sempre in movimento, non esistono aziende e lavori che sono lì, hai trovato il filone, è sempre quello, il mondo cambia, oggi poi alla velocità della luce, quindi ci confrontiamo con il resto del mondo, non è più, cioè fino a qualche anno fa, prima di internet, ti confrontavi con il paesano, con l'abitante della provincia, della regione, dell'Italia. Oggi no, comunque qualunque cosa fai, la fai confrontandoti col resto del mondo. E bisogna tenerne conto. Certo, su questo ci fermiamo, perché poi nella seconda parte cercheremo di capire la crisi, se si è davvero usciti dalla crisi. Restate con noi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.
Seconda parte di Direttamente, ve lo ricordo, ci stiamo occupando di imprese in rosa in Calabria. Abbiamo visto che è possibile, sia per i dati della Camera di Commercio che ci confortano molto, sia per l'esperienza dei nostri ospiti in studio. Non c'è differenza tra imprenditrici e imprenditori. La differenza, se volete, è con il mercato, no? Perché è con una struttura molto fragile, che è quello dell'economia calabrese, che sia gli imprenditori sia le imprenditrici ritrovano, e quindi si scontrano con una realtà, insomma, non semplice. Nemico delle imprese è la burocrazia, lo si è detto, continuiamo a ribadirlo. Prima della pausa pubblicitaria ci siamo soffermati su un concetto molto particolare. Maria Antonietta Ventura diceva: le crisi ci hanno aiutato, e questa era la sua esperienza, l'esperienza della sua azienda, ad evolvere. Quindi le crisi sono state utili sostanzialmente per farci fare un passo in avanti. La mia domanda adesso è: ma si è usciti dalla crisi? Qualche settimana fa in Confindustria a Cosenza uno studio proprio redatto da Confindustria diceva che certo, l'Italia è fuori dalla crisi, alcune regioni in modo più timido, altre in modo più spedito. La Calabria è una di quelle regioni che timidamente, quindi piano piano, sta uscendo dalla crisi. E poi mi colpiva un dato, il dato del vicepresidente nazionale di Confindustria, Pan, che diceva: in Calabria però c'è un altro elemento, che è quello di una narrazione errata di questo territorio. Allora, Cristina Gazzaruso, comincio da lei. È vero, si è usciti dalla crisi, lei lo percepisce? E ancora, è vero che non raccontiamo bene la nostra terra? Allora, dire che si è usciti completamente dalla crisi non lo direi. C'è stata sicuramente una leggera ripresa, poi dipende un po' dagli ambiti. Cosa le fa dire la leggera ripresa? In che cosa lo vede? Ma per quello che riguarda il mio campo, che è il settore turistico, anche se il mio comunque è sono due strutture che si collocano più che altro in un turismo d'affari, ecco. C'è una maggiore presenza, quindi questo mi fa ben pensare che nei dintorni ci sia ovviamente un maggiore sviluppo, comunque una maggiore affermazione magari di aziende che c'erano precedentemente, ora iniziano nuovamente a lavorare. Noi poi abbiamo anche l'Università della Calabria, che comunque per noi è importantissima, no? Perché vuoi per i convegni, vuoi per tutta una serie di organizzazioni che ci sono all'interno, questo porta sicuramente una maggiore affluenza. Quindi rispetto agli anni precedenti noi abbiamo potuto sicuramente notare un incremento di presenze, quindi questo per quello che riguarda almeno il mio settore. Però da qui a dire che siamo usciti dalla crisi, insomma, penso... Quindi conferma il timido passo in avanti, è molto timido. Invece nel raccontarci in modo errato, lei è d'accordo che non sappiamo in realtà veicolare le bellezze? Sì. È comunque un territorio che ha dei punti proprio ha dei valori, ha comunque delle bellezze, ha delle... Sì. Ma non sono valorizzate, non le sappiamo raccontare, questo è vero. Io quello che mi sento di dire, che mi trovo a ripetere quando mi trovo in queste occasioni, è che purtroppo non c'è da parte un'attenzione per quanto riguarda le infrastrutture, che può essere la viabilità, i trasporti, piuttosto che i servizi che dovremmo erogare per questi clienti e per questi turisti, ecco, che vengono nella nostra regione. A parte, voglio dire, la zona, non lo so, dico per dire senza voler far torto a nessuno, di Tropea piuttosto che Capo Vaticano, dove c'è già un'organizzazione diversa. Se andiamo sul nostro terreno, io non so dove può essere questa, purtroppo lo dico con rammarico. Quindi è difficile arrivare in Calabria, questo è un dato di fatto, è veramente una fragilità enorme del nostro territorio. Lei conferma, secondo lei si è usciti, il timido
passo in avanti lo riscontra anche lei, ma è davvero timido o magari nel suo settore si vede di più? Nel mio settore si vede un po' di più e del resto se si muove il mio settore c'è speranza per tutti quanti gli altri, perché in Calabria in questi ultimi 2 anni si è investito molto per quanto riguarda soprattutto il trasporto e la manutenzione delle linee ferroviarie, che sono importantissime, perché se noi non miglioriamo le vie di comunicazione e di trasporto in Calabria diventa tutto più difficile. Certo, ora noi abbiamo cominciato, fino a che però si crea tutto il sistema, si sviluppa tutto il resto, magari ci vorrà un po' più di tempo, però sicuramente per quanto ci riguarda qualcosa è cambiato rispetto agli ultimi anni. Abbiamo avuto un decennio terribile, terribile. Questi ultimi 2 anni qualcosa è cambiato, io lo vedo anche dai fornitori, ho modo di contattare tante persone, di parlare con tante persone. Si sta muovendo qualcosa ed è vero, noi la Calabria la raccontiamo molto male, noi siamo calabresi per scelta perché siamo pugliesi, non siamo calabresi, però amiamo questa terra, ci abbiamo creduto, ci crediamo e quindi siamo consapevoli della bellezza e della bontà, è meravigliosa, la Calabria è meravigliosa, rendiamocene, però ce ne dobbiamo convincere e non basta, ci vuole un'organizzazione migliore delle infrastrutture, delle strutture, perché portiamo la gente qui, è un periodo che si parla solo di Calabria in tutto il mondo. E non solo per delinquenza o per criminalità, si parla di Calabria perché il mondo comincia a capire, a rendersi conto di quanto è bella. Se noi ce ne rendessimo altrettanto conto e ci muovessimo di conseguenza, la crisi non sarebbe più debolmente, cioè non avremmo una debole ripresa, ma avremmo una grande ripresa. Certo, insomma, infrastrutture, quella è la parola d'ordine, no? Perché i collegamenti, poi la mobilità creano sviluppo ed è un fatto anche questo. Le volevo chiedere quanto la tecnologia ha stravolto, no? Il vostro modo di fare impresa, in positivo, in negativo, in cosa le autostrade informatiche hanno valorizzato quello che fate, in cosa le hanno penalizzate? Ma penalizzare non credo che abbiano molto aiutato. Sicuramente tanto, in tanti campi. No, penalizzato assolutamente no. Ed è importantissimo stare al passo proprio con i tempi, perché ormai, come diceva prima, siamo in contatto col mondo, quindi bisogna sempre cogliere quello che di nuovo c'è, quindi assolutamente nessuna penalizzazione. Quindi è un'opportunità la tecnologia? Sicuramente sì, sicuramente sì. Le modalità di esecuzione delle nostre attività sono decisamente migliorate, l'utilizzo di macchinari sempre più sofisticati ci consente di fare lavorazioni innanzitutto sempre più sicure e precise e poi il lavoro è più veloce, c'è possibilità, si lavora meglio con la tecnologia, un po' ci fa impazzire perché poi quando qualcosa si ferma ci manda un po' in crisi lì per lì, però ormai anche riusciamo a far fronte anche a questi piccoli inconvenienti che possono crearsi. Certo, tra l'altro il timido segnale di ripresa si è trasformato, almeno nelle vostre aziende, in nuove assunzioni? Sì. Sì. Quindi sì per entrambe. E quanto le competenze tecnologiche hanno contato in questi nuovi contatti? Per quello che riguarda il mio settore è necessario oggi come oggi comunque saper gestire quelli che sono i portali del turismo, saper gestire le cose basilari di posta elettronica piuttosto che non lo so, la gestione dei programmi di contabilità e via discorrendo, quindi sì, sicuramente è importante, è richiesto per quello che ci riguarda la competenza in tali settori o quantomeno un minimo di conoscenza. Poi ci sarà la formazione che ovviamente viene effettuata all'interno dell'impresa. Ed è obbligatoria questa formazione perché
Sì, la formazione viene svolta all'interno dell'impresa, quello è necessario assolutamente, perché poi ogni impresa ha il proprio modo di operare, ha la propria organizzazione interna, quindi la formazione è necessaria, una condizione necessaria assolutamente. Anche da lei è un criterio quasi essenziale avere le competenze in nuove tecnologie? Le competenze, vabbè, ormai i ragazzi ce le hanno un po' tutti quelle basi, perché insomma è difficile che un ragazzo non sia capace di inviare una mail oppure di andare su internet. Quelle che mancano sono le competenze specifiche legate alla nostra attività. E lì noi ci siamo attrezzati perché la formazione è fondamentale, quindi abbiamo un nostro ente di formazione, una scuola di formazione aziendale, non solo, siamo soci con l'ITS di Fuscaldo che ha istituito proprio un percorso legato all'armamento ferroviario. E lì insomma collaboriamo con loro, i nostri tecnici, i nostri ingegneri sono gli insegnanti di questi ragazzi che decidono di approcciarsi oppure di puntare sul mondo della manutenzione e della costruzione delle ferrovie, perché le tecnologie oggi sono importanti, le competenze non sono solo quelle informatiche ma sono anche quelle specifiche, meccaniche, la manutenzione dei mezzi è indispensabile, la conoscenza delle modalità di circolazione in ambito ferroviario, quindi c'è tutta una serie poi ecco ora mi sfugge il termine, va bene, insomma che bisogna acquisire direttamente, abilitazioni che bisogna conseguire direttamente con RFI, quindi insomma è diventato un po' più completo, non si fa più semplicemente l'operaio o l'impiegato, il tecnico, c'è dietro tutto un mondo di conoscenze e competenze che si acquisisce nel tempo e quindi si fa all'interno del percorso aziendale. Certo, ci sono delle evoluzioni di cui si parlava prima, perché insomma, si cambiano, il mondo è in continuo mutamento. Per quanto riguarda invece il supporto che voi chiedete alle istituzioni, perché un'impresa per un territorio è sicuramente una ricchezza, perché dà lavoro, perché crea sviluppo, perché crea condizioni importanti per tante famiglie, per appunto proprio lo stesso ambito di dare un'immagine diversa. Allora, in che modo, e se sono vicine intanto le istituzioni, se le sentite vicine, e poi come potrebbero sostenere le attività produttive? Ma guardi, io purtroppo mi devo ripetere, cioè nel senso che il supporto per quello che ci riguarda, per quella che è la zona di Rende, io non posso dire che le istituzioni non siano vicine, nel senso che comunque quando c'è stata la necessità di portare all'attenzione dei problemi, io ho avuto sempre disponibilità da parte dell'amministrazione locale. Poi il problema diventa e si crea nel momento in cui bisogna utilizzare le risorse, allora lì ci sono dei problemi, perché come sappiamo un po' in tutte le amministrazioni ci sono problemi di monetizzazione, no? Per cui io, per quello che mi riguarda, abbiamo purtroppo nella nostra zona, non solo ma soprattutto dico nella zona di Rende, c'è il problema proprio delle strade, dell'illuminazione, soprattutto dove è posizionato e ubicato la struttura. Quindi io lì vorrei, considerato che sono, come dire, rappresento in quel momento, no? Che il cliente viene da noi, la città di Rende, allora vorrei che il cliente che arriva trovasse una viabilità diversa, dell'illuminazione, della pulizia delle strade, allora quello sicuramente mi farebbe molto piacere. E poi questo a livello proprio dico nazionale, io credo che dovrebbe esserci una minore pressione fiscale, perché sinceramente siamo veramente, cioè si fa fatica ad arrivare poi alla fine del mese, cioè nel senso che la pressione è diventata veramente tanta. Quindi le tasse sono un altro, oltre alla burocrazia, il neo per gli imprenditori, scoraggiano moltissimo. Ma scoraggiano, diciamo, forse no, nel senso se no non saremmo qui, però staremmo meglio se la pressione fiscale, insomma, fosse un tantino. Io dico che staremmo meglio noi e investiremmo sicuramente di più, ma starebbero bene e meglio anche i nostri collaboratori, perché alla fine se spostiamo l'attenzione è giusto la buttare
butto lì e chiudo, sul quanto costa il personale per le aziende, quando effettivamente arriva nella tasca del dipendente, e beh, io credo che se la tassazione fosse minore, tutto quello che il dipendente va come dire, a trovarsi di più alla fine del mese sarebbe del denaro che può entrare in circolo, e invece questa pressione enorme all'azienda, un dipendente costa il doppio di quello che è il netto in busta. Non so se sono stata chiara. Questo è un problema notevole, secondo me. Sì, tra l'altro molte aziende hanno scelto la delocalizzazione proprio no? In conseguenza della pressione fiscale. Sì. Anche perché l'imprenditore i soldi li reinveste, ha sempre voglia di fare di più e meglio, quindi insomma avere più disponibilità significa mettere in circolo questi soldi. Quanto è importante, e lo chiedo anche a lei, la collaborazione con le istituzioni, che siano istituzioni locali, regionali, nazionali? Ma guardi, il nostro è un settore abbastanza, diciamo, è un binario proprio il caso di dire, però è importante, devo dire, insomma, noi abbiamo sempre, la nostra dimensione poi è tale per cui se un problema lo poniamo viene recepito, insomma abbiamo, tante volte non sono proprio nelle condizioni, siamo noi che dobbiamo supportare le istituzioni e non il contrario, però devo dire che insomma no, anzi sul territorio c'è l'attenzione a chi dà lavoro, a chi lavora, però insomma è tutto il sistema che è un po' difficile. Le tasse, al di là della che sono tante, ma sono tante non solo quantitativamente, proprio anche numericamente, a volte si dimenticano, cioè sfuggono, perché sono talmente tante, no? Che non ci vuole, cioè è facilissimo dimenticarsene qualcuna oppure distrattamente non versarne qualcuna, cioè semplificare, non necessariamente ridurre, ma almeno semplificare. Vorrebbe dire avere meno consulenti, meno persone dedicate lì a contare, a verificare che tutto sia stato fatto per quello che era previsto dalle norme. Insomma, è proprio questa la difficoltà a volte, sapere che cosa devi fare, quali sono le norme da seguire, le tasse da pagare, la certezza. Noi avremmo bisogno di più certezza in quello che lo Stato vuole da noi. Quindi alla politica ci sono, mi pare, se noi dovessimo lanciare anche un appello, una richiesta, mi pare che due sono le richieste più importanti: semplificazione burocratica, semplificazione anche dal punto di vista appunto fiscale, dal punto di vista fiscale, no? Sì, sicuramente in questo momento sono il cruccio maggiore per un'azienda. Al di là, perché per l'imprenditore il lavoro non è mai un problema, perché quello lo sai, lo devi fare, la tua vocazione, è tutto il contorno che può essere un problema. Quindi il contorno è fatto soprattutto di burocrazia. Altro elemento, perché in Calabria è fortemente, no, si sente, si avverte, quanto le aziende si sentono sicure in Calabria? Per quello che mi riguarda, poi non so come è intesa questo, cioè sicura in che senso? No, nel senso che la nostra è una terra, si sa, fortemente caratterizzata dalla criminalità organizzata. Allora, un'azienda, spesso si dice che molte aziende non vengono ad investire al sud perché questo è un elemento che allontana. Allora, ci sono territori sicuramente che sono isole felici rispetto ad altre, però questo elemento anche della sicurezza, ma che può essere inteso anche come microcriminalità e non come criminalità organizzata, è avvertito o no? Ma sicuramente, voglio dire, il problema sicuramente c'è qui da noi come c'è nel resto d'Italia, perché il problema, voglio dire, della criminalità o microcriminalità comunque c'è dappertutto. La sicurezza, insomma, dipende. Nel senso che sì, ci sentiamo sicuri, ma credo che si potrebbe fare tanto e tanto di più. Lei? Beh, nel nostro bilancio purtroppo la vigilanza dei cantieri, la voce dei costi per la vigilanza nei cantieri
è a 6 zeri, quindi insomma noi per scelta abbiamo deciso comunque di collaborare con le istituzioni, quindi noi al minimo accenno ci rivolgiamo chiaramente abbiamo riscontro, insomma ci sono molto vicini, però indubbiamente è un costo che nei bilanci dei nostri colleghi nel resto d'Italia non c'è, quindi il problema c'è, più o meno poi dipende, cioè noi abbiamo una struttura e una forza che riusciamo per ora a gestirla. Però mi rendo conto che per aziende di dimensioni più piccole magari è più difficile far fronte a queste pressioni. Noi per scelta ci siamo dotati di vigilanze armate in tutti i cantieri, subiamo continuamente furti, ogni tanto qualche avvisaglia, però abbiamo scelto di collaborare con le istituzioni, noi vogliamo fare questo lavoro, lo vogliamo fare in questa terra e lo facciamo sapendo che è più difficile lavorare in Calabria che altrove. Quindi nel solco della legalità, che è un messaggio molto molto importante. Siamo praticamente quasi in chiusura. Per riuscire a fare un ulteriore salto in avanti, un salto di qualità, trasformare quel timido passo che finora si è fatto in invece entusiasmo, quindi di imprese che possono lavorare a pieno ritmo, a vele spiegate. Cosa bisogna fare? Ma sicuramente, come abbiamo già ampiamente detto, una burocrazia più veloce, maggiori investimenti per le infrastrutture, una migliore comunicazione di tutto quello che abbiamo nella nostra terra per promuoverla al meglio. Io credo che veramente gli investimenti dovrebbero essere indirizzati in questi settori, perché è importante, anche perché nel momento in cui io parlo ovviamente principalmente del settore turistico, perché è il mio ambito ed è quello che io conosco meglio, però ovviamente una miglioria per quanto riguarda un po' tutte quelle che sono le infrastrutture, valorizzare quello che noi abbiamo a livello di centri storici, di musei, piuttosto che di altre attrazioni, quello diventa importante. Raccontiamo una Calabria più bella, una Calabria migliore, che diventa attrattiva anche per coloro che vengono dall'estero. Calabria attrattiva, ma in questi anni secondo lei la Calabria diventa più bella, più attrattiva oppure no? Ma la Calabria io dico che è bella di suo, perché io credo che abbiamo veramente delle bellezze naturalistiche, e poi mi lasci dire questo, secondo me veramente abbiamo un senso dell'accoglienza qui in Calabria che io credo che è predominante, è una peculiarità. E quindi questo è molto molto importante, dovremmo essere aiutati in questo, cioè noi facciamo il nostro, però se avessimo un contorno che sta attento a tutte queste... Volete anche essere più ascoltati? Assolutamente sì, si parla tanto, però poi alla fin fine io credo che i problemi reali li conosciamo solo noi che li viviamo. Poi quindi più ascolto, lei è d'accordo? Beh sì, indubbiamente è un'evidenza, questa è un'evidenza, però ci vorrebbe forse anche più formazione. In Calabria bisognerebbe fare più formazione, perché abbiamo tanti ragazzi che il turismo consente di fare impresa non necessariamente di grandi dimensioni e con grandi investimenti, perché poi ci sarebbero tante piccole realtà che possono crearsi, però non si può improvvisare. Ma l'improvvisazione è un male nel vostro ambito? Molti si improvvisano o no? Sì. Beh, nel nostro settore è pressoché impossibile, perché abbiamo delle normative talmente rigide, è un lavoro molto complesso, non ci si può improvvisare, proprio tecnicamente impossibile. Però in generale quello che io vedo, a volte tanti non riescono perché si improvvisano. Sì. Va bene l'impeto, va bene il sogno, va bene tutto quanto, però un po' di competenza e di conoscenza di cosa si vuol fare bisogna comunque averla, non
non basta sognare, insomma, lì è tutto bello, tutto facile. Sono d'accordo assolutamente. Nel nostro campo c'è un po' più di improvvisazione e poi alla fine comunque viene fuori, insomma. Bisogna anche saper copiare, perché non è sempre necessario inventarsi qualcosa di nuovo. Certo. Bisogna avere la capacità di vedere chi ha fatto una cosa, l'ha fatta bene, al limite la puoi modificare, ci aggiungi di tuo qualcosa, però basta a volte anche copiare bene. Copiare bene, essere indirizzato, formare è quello, no, che si dice sia poi l'input importante, perché indirizzare per fare i passi giusti e far crescere l'impresa piuttosto, no, che poi arrivare al fallimento, perché di fallimenti ce ne sono tanti. Ce ne sono tanti, sì. Quindi ed è questo che noi vogliamo evitare e su questo ci fermiamo. Grazie per essere stati con noi, grazie ai nostri ospiti in studio, grazie ad Enzo Leonetti in regia, Massimo Fino in studio, vi auguriamo un buon proseguimento. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.